Non so se c'era un po' di attenzione. Io volevo innanzitutto dire il buongiorno a tutti ed è con grande piacere che vi do il benvenuto a nome di tutti i cittadini di Conoscodina. Un saluto particolare va alle autorità presenti, ai colleghi sindaci, anche se devo dire la verità non ne vedo tantissimi, probabilmente sono alzati tardi, arriveranno sicuramente più tardi, e naturalmente al Vescovo della nostra diocesi che ci ha pregiato della sua presenza. Benvenuto. È doveroso in questa occasione fare appunto i ringraziamenti, un sentito ringraziamento sicuramente al comitato organizzatore ed in particolare al nostro assessore Gianni, che non vedo qui, è super impegnato, che per conto del comune di Conoscodina ha coordinato l'iniziativa. Un sincero ringraziamento poi a tutti i collaboratori che, lo voglio ricordare, volontariamente hanno dato la disponibilità per far sì che la manifestazione riesca nel migliore dei modi, sono impegnati un po' dappertutto. Allora, siamo pronti ragazzi. Cosa dobbiamo partecipare oggi? Maratonina. Maratonina? Non devo correre, per cui questo è uno di quei momenti in cui ci sono delle persone, così mi unisco al sindaco, che possono dire belle parole ma che voi soltanto potete realizzare. Voi siete i protagonisti. Per questo vi invito a fare una gara piena di entusiasmo. Ascolta, Signore, la nostra fiduciosa preghiera, perché questa giornata e questa gara accresca il vigore delle membra e favorisca la serenità dell'anima. Che tutti gli sportivi sperimentino nella lealtà il valore dell'amicizia e superando ogni forma di violenza promuovano la civiltà dell'amore per Cristo nostro Signore. Siamo pronti al via. Adesso non ci sarà naturalmente appello perché siete tanti. Con la competitiva e la non competitiva, gli atleti che prendono parte alla non competitiva si devono mettere in posizione posteriore alla competitiva. Allora mi raccomando, ciao a tutti, siamo pronti. Adesso ricordatevi che la maratonina di 21 km è 0,97 con la presenza di tutti i migliori fondisti isolani, in campo femminile con la presenza della campionessa italiana Claudia Pinna, che oggi è presente qui a questa seconda edizione della Maratonina Parte Monti. Volevo anche io a nome della federazione ringraziare un po' tutte le amministrazioni comunali che hanno voluto così promuovere questa bella, affascinante manifestazione. Dicevo quindi, se mi permettete, volevo ringraziare così Michele Podda, perché è stata veramente l'ideatore di questa manifestazione. A Gono Framazza l'anno scorso si è svolta la prima edizione di questa Maratonina Parte Monti. Oggi siamo qui a Conoscodina e ringraziamo tutti gli organizzatori. Veramente oggi è la giornata dello sport, la giornata dello stare insieme, la giornata dell'amicizia, la giornata soprattutto dell'atletica leggera. Allora, tutto è pronto? Dai Ugo! Anche voi diventate protagonisti, cari bambini. Bene, continuate a praticare lo sport naturalmente, questo è lo slogan che noi lanciamo sempre per farvi crescere belli, sani, forti. Il momento più bello di sostegno Pronti?
Elisabetta Mosso, cagliaritana dell'Amsicora, eccola qui. Elisabetta Mosso, l'Amsicorina cagliaritana, mentre poi alle sue spalle è Sebastiano Marano dell'Alghiero Marathon. Col 34 Italo Perra di Capoterra, col 34, poi con lo 69 la conclusione di Gilberto Siddu di Villamar. Sindaco di Gono Stramazza, la signora Antonella Ardu, e qui manca il sindaco di casa. Signora Ardu, a lei l'onore di consegnare i primi, coraggio. Ancora una volta migliorando il primato della gara, Claudia Pinna, Cus Cagliari. Seconda Paola Sogos, Atletica Olbia. Sindaco di Gono Stramazza. Terza Roberta Ferru di Sestu. Quarta Patrizia Mureddu di Ozieri e quinta Emilia Minnai dello Sporting Isia di Cagliari. Primo Antonio Zena, via gli applausi. Amsicora, seconda ancora Amsicora, Morad e Minorida. Terzo Orroli con Salvatore Orciana. Quarto Casablanca Marocco, Walid Abdelkader. Quinto Luigi Leotta di San Sperate. Settimo San Gavino Andrea Porta. Sesto Porta. Settimo Pittore Alberto Carta. Ottavo nono Fornesu signor Marco Floris, che va a premiare Paola Crespi. Ecco Paola che riceve questo cesto dei prodotti della terra sarda. Bene, complimenti.